torniamo in studio. È tutto dunque per questa edizione. Io vi lascio a barzellette e a seguire Sicilia Cabaret Club. Una buona serata su Antenna Sicilia. Arrivederci. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta. Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Il crollo della palazzina a Messina, dell'edificio facevano parte appartamenti ed esercizi commerciali, sono diversi feriti, 6 dispersi, per cui continuano senza sosta le ricerche fra la disperazione dei familiari. La Procura ha aperto un'inchiesta. Si va verso la conclusione della fase eruttiva sull'Etna, fontana di fuoco in serata di ieri è colata a 2700 metri nella Valle del Leone, ricaduta di cenere senza al momento impatto sull'operatività dell'aeroporto di Catania. La crisi occupazionale, durissimi i sindacati dopo l'incontro per la Pfizer, decide di abbandonare Catania, sostengono, cancellando 60 anni di storia in nome del profitto, lasciando quasi 400 famiglie sul lastrico e altre in futuro. A Gela la protesta non si ferma davanti al Vittorio Emanuele presidio del sindaco Di Stefano e dell'amministrazione comunale per il nuovo ospedale, oltre 1000 le firme già raccolte. Traffico di motorini, sequestrati in tutta Italia migliaia di mezzi elettrici venduti come biciclette a pedalata assistita. L'operazione della Guardia di Finanza partita da Palermo, 2 indagati per frode e falso. Un mare ricco nelle acque del Ragusano, quasi 700.000 euro gettati in mare alla vista della Guardia Costiera. Gli occupanti di un motoscafo in avaria, prima di chiedere aiuto, hanno provato a disfarsi dei soldi di origine incerta. Calcio, Catania subito contro l'Inter Under 23. Diramati calendari di Serie C, la squadra di Longo alla prima ospiterà i nerazzurri al Massimino. A novembre i big match con Salernitana e Bari. Ingaggiato il giovane 2007 Amendola. Di nuovo ben trovati. In apertura dunque la tragedia di Messina, il crollo dell'edificio nel pomeriggio di ieri. 6 dispersi, per cui sono continuate nella notte le ricerche fra la disperazione dei familiari. Si procede con attenzione perché sotto le macerie cova ancora l'incendio, accumulando calore e gas infiammabili in assenza di aria. La Procura ha aperto un'inchiesta. Tonino De Mana. Sono proseguite incessantemente per tutta la notte le ricerche dei 6 dispersi rimasti sotto le macerie a causa del crollo di una palazzina a Pistunina, zona commerciale di Messina. A complicare le operazioni un incendio che cova sotto quel che resta dell'edificio, una costruzione della fine degli anni '80 di proprietà della famiglia Leone, che per molto tempo ha gestito una catena di negozi di elettrodomestici. I dispersi sono proprio l'imprenditore Carmelo Leone con le sorelle Sara e Rosa, il marito di quest'ultima Santino Magazzù, un domestico che era con loro, il cingalese Ilario Varnardiluscia, una commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano, la messinese Alessandra Frazzica. Questa la disperata conferma della zia. È in ospedale e quindi è sotto le macerie. Quanti anni ha sua nipote? 21, è piccola. Quindi pensate che sia rimasta sotto le macerie? Sì, è sotto le macerie. Stiamo cercando persone vive, sono lontane le fatidiche 36 ore che segnano poi la caduta, c'è ancora possibilità di vita, ha detto il comandante dei Vigili del Fuoco Michele Burgio. Angoscia, dolore e attesa con il posto medico avanzato, PMA, che rimane operativo e di stato di massima allerta, pronti a prestare immediata e specializzata assistenza sanitaria nel momento dell'eventuale estrazione dei superstiti. Nel crollo sono rimasti feriti 3 operai che stavano lavorando nella costruzione di un supermercato. Sul fronte delle indagini, le cause del crollo devono ancora essere accertate, ma l'ipotesi più accreditata è quella di un cedimento strutturale. Escluso lo scoppio di una bombola, la fuoriuscita di gas sarebbe seguente al crollo, come ha rivelato il capo della Protezione Civile regionale Cocina. Seguo con apprensione la vicenda, la Regione è pronta a garantire ogni supporto e la sintesi della telefonata del presidente della Regione Schifani al sindaco di Messina Basile.
Sull'Etna adesso, dove ieri sera una nuova bocca effusiva si è aperta nell'alto settore della Valle del Leone a quota 2700 metri d'altezza sul livello del mare. Lo ha rilevato l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per l'Osservatorio Etneo. Fontane di fuoco e spettacolare colata dal fianco del vulcano nella notte. Sono crollati però appunto nella notte i valori del tremore vulcanico dell'Etna, che sono precipitati da valori molto alti a normale. Quanto emerge dal monitoraggio strumentale dell'NGV, il tremore segnala la quantità di energia del magma in risalita nei condotti interni dell'edificio vulcanico. Nella zona sommitale non c'è emissione di cenere. Tutto fa ipotizzare appunto che si vada verso la conclusione della fase eruttiva dell'Etna. La procura di Termini Imerese ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte della pallavolista Simona Scinà, trovata senza vita in una piscina di Bagheria nel palermitano. La tragedia nella notte tra l'1 e il 2 di agosto del 2025, mentre era in corso una festa di laurea. Secondo i magistrati il decesso sarebbe avvenuto per un incidente. A sostegno di questa tesi la mancanza di ferite, che la ragazza aveva un tasso alcolemico elevato. I familiari di Simona Scinà hanno sempre contestato la ricostruzione che possa essere morta per annegamento. Andiamo adesso alla pagina sindacale, il caso Pfizer, duri i sindacati, l'azienda dicono cancella 60 anni di storia in nome del profitto e decide di abbandonare Catania, una scelta che ignora ogni responsabilità sociale con quasi 400 famiglie lasciate a breve sul lastrico, sostengono appunto i sindacati. Sentiamo Adelaide Barbagallo. La doccia fredda arriva da Palermo e gela le speranze dei lavoratori. Pfizer ha deciso di abbandonare Catania e a licenziare nell'immediato 370 persone. Il verdetto della terza commissione dell'Assemblea regionale siciliana non lascia spazio a dubbi. I sindacati confederali in una nota lo dicono a chiare lettere. La multinazionale del farmaco non ha alcuna volontà di riconversione produttiva ed è intenzionata a vendere lo stabilimento. Durissima la nota firmata CGIL, CISL, UIL e UGL. 60 anni di storia e di lavoro vengono cancellati in nome del profitto. Oggi sacrificano 370 famiglie, ma il futuro sarà nero anche per chi resta. Nell'immediato è stata annunciata la chiusura di 2 linee di produzione e di un intero reparto. Una scelta gravissima che ignora ogni responsabilità sociale. Preoccupa anche la volontà della cessione del sito. Pfizer è intenzionata a cedere questo sito ad un soggetto non farmaceutico. Catania ha bisogno della farmaceutica e non di soggetti collaterali che non potrebbero mai portare avanti la vocazione dello stabilimento. In pratica, dopo la pandemia e la produzione di vaccini con cui il colosso della farmaceutica ha fatto affari d'oro, la Pfizer vuol cambiare pelle, investendo solo sulle biotecnologie, ma non a Catania. A Gela adesso, dove non si ferma la protesta davanti al Vittorio Emanuele, presidio del sindaco Di Stefano e dell'amministrazione comunale per il nuovo ospedale. In appena 24 ore sono già oltre 1000 le firme raccolte a sostegno. Nel gazebo anche il vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana Di Paola insieme agli attivisti del Movimento 5 Stelle. GR Italia. Prosegue davanti all'ospedale Vittorio Emanuele la protesta del sindaco Terenziano Di Stefano, che ha trasferito simbolicamente gli uffici comunali in un gazebo allestito davanti al presidio sanitario. Una mobilitazione che continua a raccogliere consenso tra i cittadini. In un solo giorno sono oltre 1000 le firme a sostegno della battaglia per il diritto alla salute. Una protesta che affonda le radici in criticità ormai storiche, carenza di personale, reparti in sofferenza, servizi ridimensionati e un pronto soccorso alle prese con una pressione costante. A rendere ancora più acceso il confronto con la regione è anche il futuro del nuovo ospedale di Ponte Olivo, i cui fondi sarebbero stati riallocati. Al presidio di questa mattina è arrivato anche il vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana Nuccio Di Paola, insieme ai parlamentari e agli attivisti del Movimento 5 Stelle, che hanno fatto tappa a Gela con la campagna Sanità per Tutti, per rilanciare una proposta di riforma del sistema. Le 9 ASP devono essere eliminati, basta con la sanità che viene suddivisa per collegi elettorali, che viene suddivisa per logiche provinciali. Sono logiche oramai vecchie. Noi invece portiamo un altro modello, che è un modello che già esiste in altre regioni. La sanità deve essere regionale e deve essere gestita in rete. Gela deve collegarsi con le strutture sanitarie che possono essere limitrofe alla nostra città. La protesta intanto continua. Il gazebo resta davanti all'ospedale. Il messaggio lanciato da amministrazione comunale, cittadini e forze politiche è chiaro: senza risposte concrete su personale, servizi e investimenti, la mobilitazione andrà avanti.
Motorini elettrici venduti come bici con pedalata assistita. È scattato il blitz in Italia, un blitz partito da Palermo. Sequestri anche ovviamente in Sicilia. I mezzi sono stati sequestrati dai finanzieri appunto del comando provinciale del capoluogo di regione. Marco Gulla. Nelle città, soprattutto in Sicilia, ne circolano migliaia, mezzi che vengono utilizzati spesso in violazione del codice della strada e che in molti casi sono in realtà scooter elettrici commercializzati come semplici biciclette a pedalata assistita. Adesso però è arrivato un primo importante stop al fenomeno. I finanzieri del comando provinciale di Palermo, su delega della Procura della Repubblica di Palmi, hanno eseguito un provvedimento di sequestro su tutto il territorio nazionale di un ingente quantitativo di questi veicoli. Secondo le Fiamme Gialle venivano venduti come biciclette elettriche a pedalata assistita, ma erano privi dei requisiti previsti dalla normativa europea, non conformi alla marcatura CE e quindi potenzialmente pericolosi sia per la sicurezza stradale sia per la salute dei consumatori. Si tratta di mezzi che una volta messi sul mercato vengono spesso modificati per aumentarne le prestazioni, trasformandosi di fatto in veri e propri scooter elettrici. Biciclette con potenza superiore o con la possibilità di accelerare e camminare senza utilizzare i pedali, benché presenti nella struttura, non possono circolare ai sensi del codice della strada sul territorio nazionale, sulle strade del territorio nazionale. Veicoli che finiscono frequentemente nelle mani di ragazzi giovanissimi, ma anche di persone prive della patente. L'assenza di targa, inoltre, li rende difficilmente identificabili e, secondo gli inquirenti, in alcuni casi vengono utilizzati anche per la commissione di reati. Nell'ambito del procedimento sono indagati un imprenditore palermitano e una società per i reati di frode in commercio e falso in atto pubblico. A Catania, offensiva della Polizia Municipale e dei Carabinieri contro le numerose bici a pedalata assistita trasformate in scooter che spesso mettono a rischio l'incolumità dei pedoni nel centro storico. Sentiamo. Nel furgone che vedete sono stati caricati una decina di scooter che verranno adesso sequestrati e confiscati. Bici a pedalata assistita spacciate per veri e propri scooter sprovvisti di libretto di circolazione e targa. A Catania scatta l'offensiva della Polizia Municipale e dei Carabinieri per debellare un fenomeno che mette a rischio anche l'incolumità dei pedoni. Non a caso l'operazione si è concentrata nella centralissima via Etnea con squadre di motociclisti pronte ad intercettare i trasgressori. Questi sono mezzi che è impossibile controllare in quanto non sono targati, vengono utilizzati per qualsiasi esigenza anche illecita, sono un fattore di disturbo non indifferente soprattutto sulle isole pedonali. Questi sfrecciano anche a più di 30 all'ora, anche 50 all'ora in mezzo ai pedoni. Viaggio finito e mezzi posizionati uno accanto all'altro sul furgone con destinazione deposito alla zona industriale. Constatiamo che si tratta nel 99% dei casi di biciclette addirittura senza trasmissione a catena, quindi non c'è nessuna propulsione umana e la potenza è data esclusivamente dall'accelerazione, dall'acceleratore. Questo comporta che si tratta di ciclomotori elettrici senza targa con tutto ciò che ne consegue. Contestato l'articolo 97 del codice della strada per la circolazione con velocipede a pedalata assistita che deve essere considerato ciclomotore senza certificato di circolazione. Sul carro attrezzi per il sequestro finalizzato alla confisca sono finiti anche diversi mezzi di una ditta che si occupa del noleggio. Hanno fatto scena muta i due uomini maltesi identificati e denunciati per traffico illecito di valuta che erano sulla barca dalla quale 2 giorni fa a Casuzzi, una frazione di Santa Croce di Cameriano in Ragusano, sono stati gettati in mare pacchi pieni di banconote. Gli inquirenti parlano di 670.000 euro. 3 uomini e un bambino di 8 anni erano a bordo di un motoscafo semicabinato che a poca distanza dalla riva è andato in avaria. 2 uomini sono scesi, il terzo è rimasto a bordo con il bambino. La barca ha iniziato a ondeggiare e sembrava in grande difficoltà, così dalla riva alcuni bagnanti hanno chiamato la guardia costiera. Quando la motovedetta si è avvicinata al motoscafo, l'uomo che era a bordo ha lanciato in mare borse piene di banconote. Alcuni pacchi sono arrivati a riva finendo fra le mani dei bagnanti. Tutte le banconote sono state recuperate. 2 uomini sono stati identificati, un terzo è scappato tra le dune di sabbia ed è al momento irreperibile. A Catania ancora la polizia indaga sul furto di una mitraglietta dal carcere, scopre un vero e proprio giro di droga. Sentiamo Lorena Dolci.
Una scala per trovare il nascondiglio perfetto nei pressi dell'abitazione. Dentro questo fagotto c'è una mitragliatrice rubata dal carcere di Bicocca a Catania 2 anni fa. Per quel furto è stata arrestata una donna, un agente di polizia penitenziaria. Ma le indagini della polizia sono andate avanti, scoprendo un giro di spaccio di droga gestito dalla donna e da 2 dei suoi figli. Uno già arrestato perché l'arma rubata era un regalo proprio per lui. L'altro figlio, anche lui finito in manette perché trovato in possesso di una pistola. Una passione di famiglia quella delle armi, tanto da essere ostentate anche sui social. Ecco alcune foto che ritraggono alcuni componenti del nucleo familiare mentre imbracciano delle armi comuni e la stessa pistola mitragliatrice sottratta. Arrestato anche un uomo ritenuto il fornitore della droga. Ancora a Catania, dopo il crollo di Calcinacci, si accelerano le procedure per l'abbattimento dell'edificio pericolante ad angolo fra le vie Grottamagna e Plebiscito. Lunedì l'aggiudicazione dei lavori per l'abbattimento. Tonino De Mana. Chiediamo un intervento immediato dell'amministrazione comunale, qui non si può più aspettare. Dopo il crollo di Calcinacci di ieri pomeriggio, le numerose segnalazioni di pericolo, le relazioni dei vigili del fuoco, l'esasperazione dei residenti di via Grottamagna e i nostri servizi denuncia, sembra la volta buona per l'abbattimento dell'edificio pericolante di via Plebiscito 635 del quartiere Antico Corso Cappuccini. Il grido d'allarme del consigliere della prima municipalità Buio trova riscontro in un provvedimento del comune di Catania che in mattinata ha comunicato l'aggiudicazione dei lavori di demolizione, costo 217.000 euro. Considerata l'urgenza ed il pericolo, i lavori inizieranno immediatamente, quindi a partire dalla prossima settimana, con un piano tecnico di demolizione controllata e messa in sicurezza della struttura. Le transenne che vedete limitano il transito sulla già confusionaria via Plebiscito, mentre il divieto di transito in via Grottamagna viene sistematicamente violato, con seri rischi per i pedoni che si avventurano sotto il palazzo. Non resta adesso che attendere l'inizio della prossima settimana per avviare le operazioni di abbattimento e per mettere la parola fine ad una storia che si trascina da quasi 30 anni. Adesso c'è la pubblicità, una piccola pausa per noi, ritorniamo fra pochissimo con i calendari della Serie C, fra poco. In studio per la seconda parte del nostro telegiornale, il calcio in primo piano, diramato il calendario della Serie C per la prossima stagione. Il Catania esordirà al Massimino con l'Inter Under 23, novità del girone dei rossazzurri. A novembre i big match con Salernitana e Bari. Sul mercato definito l'arrivo del giovane Amendola, risoluzione consensuale invece con Luperini. Orazio Longo. Il calendario a tutti gli effetti il primo atto della stagione di cui sancisce l'avvio. Il Catania è rimasto l'unico club a rappresentare l'isola nella terza serie. Il girone C comprende 7 pugliesi, 7 campane, 2 lucane e 2 calabresi, oltre all'Inter Under 23, novità del girone. E proprio contro la seconda squadra nerazzurra, gli uomini di Longo esordiranno alla prima giornata di campionato al Massimino. Nel turno successivo, i rossazzurri, che sul mercato hanno chiuso per il centrocampista classe 2007 del Sassuolo, Amendola, e hanno definito la risoluzione consensuale con Luperini, saranno impegnati a Monopoli. Alla terza se la vedranno in casa con il Cosenza, match che arriva presto come nella scorsa stagione. Alla quarta Etnei ancora al Massimino contro la Scafatese dell'ex Ferraro. Come l'anno scorso, le 2 partite più attese, con le avversarie sulla carta più accreditate, sono consecutive. Questa volta però con l'alternanza fra casa e trasferta. Arriveranno entrambe a novembre. Alla 14ª gli Etnei saranno di scena all'Arechi con la Salernitana, mentre una settimana dopo se la vedranno in casa con il Bari. Gare di ritorno a marzo. Ricordiamo infine le date del campionato. Inizio nel weekend del 23 agosto, una sosta il 27 dicembre, 3 turni infrasettimanali, il 16 settembre, il 10 febbraio e il 3 marzo. La stagione regolare finirà il 25 aprile con l'avvio dal mese di maggio di play-off e play-out. Bene, tutto per questa edizione, la prossima ve lo ricordo alle 13.30, vi lascio alla rassegna stampa curata oggi dal collega Orazio Longo. Grazie per averci seguito, un buon proseguimento di giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.